Continuano gli sbarchi di immigrati nel Crotonese nonostante le avverse condizioni meteorologiche. 34 immigrati clandestini di nazionalità afghana e iraniana sono sbarcati ieri ad Isola Caporizzuto. Il gruppo, partito da un porto della Turchia, è stato rintracciato mentre stava raggiungendo la statale 106 ionica. Appena 5 giorni fa, il 27 gennaio, sulla spiaggia di Crucoli Torretta, erano sbarcati altri 19 clandestini. Perché Gioia Tauro sia forte e competitiva ha bisogno di un grande progetto di sviluppo che tenga in conto il territorio circostante. Lo ha detto il presidente della regione Giuseppe Scopelliti, concludendo il dibattito in Consiglio regionale sulla situazione e le prospettive dello scalo. Al termine è stato approvato un ordine del giorno in cui si chiede al governo centrale la garanzia dei posti di lavoro e l'approvazione dell'emendamento al decreto milleproroghe per alleggerire le tasse con un contributo governativo. Il Consiglio regionale ha approvato anche la legge per l'istituzione della Casa dei Vini di Calabria. La prima sarà divisa in due. Nel Cirotano andrà la sede storica ed è stata demandata invece al Polo di Sperimentazione Agroalimentare di Lamezia Terme la parte riguardante l'innovazione tecnologica nella produzione del vino. Infine la Regione Calabria ha approvato la legge che avvia l'iter procedurale per la costituzione dell'Elaioteca regionale con sede legale a Gioia Tauro e con sede secondaria a Corigliano Calabro. Nella Sala Azzurra della provincia di Crotone sono stati illustrati i progetti ARCO, programma di sviluppo del territorio per la crescita dell'occupazione. A presentare i progetti l'assessore provinciale al lavoro Pietro Durante e Rita Morandi, responsabile del Centro per l'Impiego Cittadino, esperti e delegati di Italia Lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questi programmi sono promossi dal Ministero con il coinvolgimento dell'associazione di categoria. Delle difficoltà dei trasporti sulla fascia ionica calabrese per le cattive condizioni delle uniche due infrastrutture esistenti, la statale 106 e la linea ferrata a binario unico, si è discusso a Bovalino, in un incontro promosso dal circolo FLI del paese. A discuterne Sergio Laganà, Roberto Chiuto e Angela Napoli, Annibale Fiorenza e Franco Romeo. È stata presentata a Cosenza, a Palazzo Arnone, opera aperta, il restauro del Sant'Agostino di Mattia Preti svela i segreti di un capolavoro. In occasione del restauro del dipinto, recentemente acquistato dal MIBAC per incrementare il ricco corpus pretiano della Galleria Nazionale di Cosenza, la Soprintendenza calabrese ha predisposto a Palazzo Arnone un cantiere di restauro aperto alla fruizione pubblica. Il recupero dell'originaria valenza estetica dell'opera potrà fornire alla storia critica del dipinto nuovi e inediti tasselli. L'atleta romano delle Fiamme Gialle, Marco De Luca, ha vinto il titolo di campione italiano di marcia invernale trionfando sui 35 km della Biancomarcia, il trofeo invernale di marcia, percorsi in 2 ore, 32 minuti e 52 secondi. I pronostici lo davano già per favorito, ma lui alla prima uscita stagionale del 2011 non si è sbilanciato. Lo ha fatto però in gara, facendo subito il vuoto e precedendo nettamente il secondo classificato Daniele De Masciari e il terzo ancora per le Fiamme Gialle, il talento emergente Lorenzo Dessi.